mi sto cagando sotto. Vi dico la verità. No, raga, no, 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 no. Che cos'è questo pezzo di carta? Che cos'è questo pezzo di carta? Vi prego, vi prego. Help me. È la notte di Ferragosto, ma nessuno sta uscendo. Ogni notte in questa casa sono tutti pazzi, escono per andare a cercare Slenderman, clown, malintenzionati. Non si capisce più niente. Infatti oggi sono circa le 00, è la notte di Ferragosto, la notte del 15, quindi già scatta il 16, ma nessuno oggi è uscito. Allora ho deciso di attaccare la fotocamera e chiedere il perché non stanno uscendo, il perché non stanno andando a cercare indizi. Capite, in questa casa ogni notte si esce per andare a cercare indizi. Prima però di continuare vi ricordo codice CMED nel negozio oggetti, raga. È molto molto importante. Like, iscrizione e campanella se volete un prossimo episodio mystery. Ok, la prima cosa che voglio fare è andare a chiedere a Zerbian il perché non sta uscendo a Ferragosto. Lui ogni sera, come anche Cap e gli altri Octi, escono per andare a cercare indizi e cose nuove. Chiediamo il perché oggi non l'hanno fatto. Oi Zerbi, ciao, posso interromperti un attimo? Ascolta, volevo chiederti, ma perché proprio oggi le 00:45 di Ferragosto, vabbè è scattato il 16, non state uscendo per andare a cercare il clown o lo Slenderman? Ma tu sai che oggi è Ferragosto? E che? Fra, Ferragosto. E quindi non sto capendo. Fra, Ferragosto, sei stupido. Tu sai cosa succede a Ferragosto? Cosa succede? Ogni volta, ma tu non hai mai letto le leggende del clown, dello Slenderman, quelle cose lì? No, zero. Cerca su internet, fra, Ferragosto è la giornata più brutta, fra, per uscire col clown. Succedono sempre robe brutte. Fidati, fra, se non vuoi non uscire, fidati. Ok, aspetta, mi stai praticamente dicendo che io non dovrei uscire? Fra, ma no, Ferragosto no. No, aspetta, fra, mi stai mettendo paura perché la mia intenzione in questo video era appunto uscire. Perfetto, cambia video, fidati. No, fra, io lo devo fare. Ogni volta finisce male a Ferragosto, fidati, cerca su internet. Ma tipo quelle cose che succedono brutte a Ferragosto, no? Boh, aspetta, io chiedo a Cap. Grazie mille, Zè. Bro, io te lo dico, se mi succede qualcosa, ecco, non lo so, però io sono intenzionato a uscire. Fra, non ascolterò. Non lo sarei chiamando a uscire, io non ne so. No, fra, io non ascolterò il tuo consiglio. Zè, ciao. Ok, Zerbi non mi ha dato assolutamente notizie positive. Penso ci sia qua Cap in salotto, eccolo qua. Oh, bella Cap. Ascolta, questo non è un vlog normale. Ti volevo chiedere una cosa, ok? Zerbi mi ha fatto veramente paura, ma ho avviato questo video per chiedervi il perché non state uscendo oggi. Ogni notte andate a cercare clown, Slenderman, malintenzionati. È Ferragosto. Ma pure tu, ma che significa è Ferragosto? Che Ferragosto, non puoi uscire. Ma come non Ma posso sei uscire? matto? Fra, ma che significa è Ma te Ferragosto? non sai nulla del clown. No, allora ascoltami, Cap, io sono intenzionato a uscire oggi. Per andare Ma a cercare. sei matto. Fra, ma a che- Ferragosto. Il giorno peggiore in cui puoi uscire. Ma stai scherzando? Non devi uscire oggi. Cap, io non posso Non aspettare rimani in così. casa, non uscire stasera. Ma perché? Ascolta, stasera no, quando vuoi, ma stasera no. Ma io... Non a Ferragosto. Succedono cose strane a Ferragosto. Cap, io devo uscire, io ci provo. Non a Ferragosto. Ma io devo uscire, non farlo. Ho capito. Cap, io ci provo, ok? Vedrò che No, fare, vedrò non che farlo, fare. Crazy, non Vedrò farlo. che fare. Crazy, non farlo. Ok. Le cose qua si cominciano a mettere un po' male e qua fuori c'è, diciamo, il delirio. Di là c'è la foresta proibita che tutti quanti odiano. Noi là circa 4 ore fa abbiamo mangiato. È notte fonda e nessuno sta uscendo questa notte. E a questo punto, voi al mio posto uscireste, raga? Scrivetemelo nei commenti e provate a darmi una forza incredibile nei commenti, perché è l'unico modo. Voi foste in me, uscireste, stoppate il video e commentate con hashtag uscirei, hashtag non uscirei. Io direi che posso armarmi di un'arma e proviamo a uscire. Vediamo che succede. Ho veramente paura, raga. Cap e Zerbi mi hanno detto no, ma almeno lui, ti prego. Octi, ciao. Allora ascoltami, Cap e Zerbi non vogliono uscire con me. Puoi accompagnarmi fuori che voglio andare a vedere? Perché tutti non uscite oggi? Vi siete rinchiusi in camera? Ah, Ferragosto. Anche tu, basta. Ma che significa questo Ferragosto? Non esco con te, ma tu lo sai cosa c'è là fuori? Tra clown, tra Slenderman, ma pensi che sono stupido? Ah dai, Octi, almeno... Ma perché devi uscire? Ma rimani in casa, mi chiedo io. Perché sono curioso, mi è venuta Ma la non puoi curiosità. uscire di giorno se sei così curioso. No, e ormai l'ho fatto così. Va bene, neanche tu mi accompagni? No, ma vai via. No. Anche se mi pagassero con
con quello che c'è là fuori. Mamma mia, va bene, va bene, va bene. Mi tocca proprio a me andare a uscire. Nulla. Ho detto Octi sarà l'ultima riserva, ma niente da fare. Andiamo, usciamo e vediamo chi c'è. Io prendo la mia torcia, K è andato a letto. Ho veramente paura, raga. Senza il coperchio vedo. Accendiamo e andiamo. Oh mio Dio, raga. Cercate di capirmi, veramente. Ho veramente troppissima paura. Si sono rinchiusi tutti nelle loro stanze e io sto per andare nella foresta proibita e succederà veramente, veramente il delirio. Ok, allora, fino a qua è tutto ok perché qua c'è sempre, e dico sempre, luce. La mia intenzione, raga, è proprio quella di andare a visionare posti vecchi, dove praticamente ho visto qualche episodio di Cap, di Octi, di Zerbi, e quindi cercare nei posti più vecchi. Per esempio là, in queste canne di bambù, ho già sentito un rumore che non mi è piaciuto. Ho sentito qualcosa ma non penso sia, boh, vabbè. Qua hanno incontrato la prima volta il clown. Tutti mi hanno detto di non uscire a Ferragosto, ma non so realmente cosa ci sia. Ok, io non so realmente da dove iniziare. Gli uccellini parlano, raga. Dopo questo albero siamo ufficialmente nella foresta proibita. Raga, la paura è enorme. Io non so veramente da dove partirmi e non so. Di solito i maggiori indizi non si trovano mai, a quello che ho visto dagli episodi nel prato. Ecco, per esempio questa è una bottiglia d'acqua. Stiamo calmi, ok? Ho veramente paura, raga, comprendetemi. Stiamo realmente calmi. Io non so veramente da dove iniziare. C'è tutto buio. Ecco, qua c'è un albero. Oh, raga, sto sentendo veramente paura, raga. Tutti mi hanno detto di non andare. Raga, qua ci sono le registrazioni, se succede qualcosa. Io ho veramente paura, non saprei veramente da dove iniziare a cercare. Sto controllando un attimo gli alberi in giro, raga, per capire. Raga, che cos'è questo pezzo di carta? Raga, aspetta, ma questo sbaglio è apparso nel primo. Aspetta, ma l'ho già visto questo pezzo di carta, raga? Ma dove l'ho visto? No. Ma c'è sempre stato qua, raga. Se per caso qualcuno sa qualcosa di questa storia, me la dica, raga, assolutamente. È molto molto importante. Io non mi ricordo assolutamente di aver visto questo foglio. No, io non ci tengo neanche a toccarlo, vi dico la verità, non ci tengo neanche a toccarlo, perché c'è un foglio qua, raga. Aspettate, controlliamo gli alberi, raga, mi sto veramente cagando sotto. C'è qualcuno? Raga, c'è l'eco della mia voce, ho veramente, veramente paura. Ok, qua non c'è niente, controlliamo quest'albero, niente ancora. Raga, ho veramente paura. No, che cos'è, raga? Mi sto cagando sotto, vi dico la verità. No, raga, no. Che cos'è questo pezzo di carta? Che cos'è questo pezzo di carta? Vi prego. Help me, aiutami. Ma io questi pezzi di carta li ho visti. Ma dove li ho visti, raga? Ho veramente paura, raga. Dove li ho visti? Se qualcuno nei commenti sa qualcosa, scrivetemi. Raga, mi sto cagando sotto. Io voglio rientrare, ma non posso deludervi. Oh mio Dio, se c'è qualcuno, esca! Raga, c'è l'eco della mia voce, ho veramente paura. Raga, io non vado a esplorare là in fondo e boh, se arriverà nel secondo episodio ci andremo, non lo so. Raga, io voglio ritornare indietro. Esploriamo questa zona. No, io là non ci vado neanche morto. Perché là ci sono le case. No. Forse non avete capito. Ora che ci penso, abbiamo controllato tutti questi alberi qua, raga. Ma chi sono quelle là? Raga, se conoscete qualcosa nei commenti, fateci sapere. Qua non c'è anima viva, sono tutti a letto, raga. Oh, questi alberi qua. Che quel bastone. Sta passando una macchina. Oh mio Dio, raga. Anche qua controlliamo questi alberi qua, vediamo se c'è qualcosa. Niente. Foglie gialle. Ma da quando gli olivi hanno foglie gialle? Controlliamo quest'albero qua. Nulla, neanche qua niente. Ok. Stiamo calmi. Io non mi ricordo di aver lasciato una pallina qua e non penso gli altri si ricordano di aver lasciato una pallina qua, raga. Perché c'è una pallina? È una pallina normale. Ma che cos'è?
Che cos'è, raga? Che cos'è sta cosa? È una pallina normale? È una pallina? È una pallina gialla? È una pallina gialla, raga? Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio, raga. Che ci vuole dire sta pallina? Questa pallina ci può indicare che significa una pallina qua? C'è qualcuno? No, raga, io ho veramente paura. Che significa questa pallina qua? Dove devo andare, raga? Aspetta. Allora, potrebbe essere qua, ma là non vedo niente. Raga, dove vado? Raga, forse ci vuole dire di andare... Che cos'è questo? Oddio. Oh, ma da quando ci sono queste cose qua? Io non lo so, ma che cos'è, raga? Ma dove siamo? Ma dove siamo, raga? Dove siamo, raga? Ma perché siamo qua? No, raga, no, io ve lo posso assicurare, questa pallina non c'era qua. Ma che cos'è? Raga, mi sto veramente cagando in mano. Non so che cos'è questa pallina, ma di certo sto capendo che è un percorso. Una pallina là, una pallina qua. Che ci sta dicendo questa cosa? Di andare qua? Ma qua non c'è niente, c'è il prato. Sotto questi alberi, dobbiamo controllare questi alberi, raga. Controlliamo questi alberi. Non vedo niente. Oh mio Dio, raga, mi sto cagando sotto, Dovevo ascoltare Zerbi e il Cap. Non dovevo entrare, raga, non dovevo entrare. Oh mio Dio, raga. Qua cosa c'è? No. Ho troppa paura, raga. No. Che ci vuole dire questa cosa? Andiamo a chiamare Octi. No. Octi sa qualcosa. Stava registrando prima, non lo so. Andiamo a vedere cosa dice Octi. Ok, sto sudando. Octi e anche tutti gli altri dormono. Niente da fare, raga. Nessuno è più sveglio. Sono solo io. Non so che cosa stia succedendo. Perché ci siano questi indizi. Fatemi sapere se questi indizi li avete trovati, li avete visti da qualche parte, perché io non lo so minimamente. Ma adesso voglio proprio dare una controllatina a tutto questo ambiente, che da là e anche da qua, non lo so, era apparso il clown, raga. Qua dentro esiste una casa del clown, per esempio. Non lo so, raga. Non lo so, ma cosa potrebbe... Dove potrebbe essere nascosto, raga? Dove potrebbe essere nascosto? Non ne ho la minima idea, raga. Io non ho veramente la minima idea. Raga, qua non c'è niente, raga. Qua non c'è niente. Aspettate, ma che significa? Ma che cos'è questa cosa? Oh mio Dio, raga! Ma che cos'è? Raga? È un clown! È un Joker! No! Voi siete completamente tutti impazziti. Io me ne ritorno in camera, perché non voglio più sapere niente di sta situazione. Non ne voglio... No, un altro no. Che cos'è? Chi è? Oddio! No, raga! Sento qualcosa lì dentro. C'è rumore!